Bene, eccoci qua anche oggi, l'ospite è Ferdinando De Laurentiis, qua come regista di un film che si chiama Heartbeat, il canto delle cicale, ma di questo parleremo tra poco, perché è anche direttore di una scuola comunale, a mia conoscenza finora l'unica perlomeno dalle nostre parti, scuola comunale di spettacolo, recitazione, ma anche televisione e anche cinema. Dov'è? A Occhiobello, provincia di Rovigo, e questo va a confermare quello che mi pregio di dire in trasmissione da tempo, che il Polesine va assolutamente scoperto o riscoperto. La scuola si chiama TPO, che sta per? Teatro Polivalente di Occhiobello. Allora, 2 minuti però su questa scuola bisogna spenderle perché sono sorpreso. Niente, è una scuola che nasce nel 1996, nasce per volontà del comune, infatti venne a casa mia a trovarmi un assessore che io non conoscevo, l'assessore alla cultura dell'epoca, e mi disse mi piacerebbe realizzare una scuola ma un qualche cosa che durasse nel tempo. Dico va bene, solo che fatemi organizzare perché io all'epoca lavoravo altrove, per cui mi sono organizzato e abbiamo organizzato questa scuola, abbiamo studiato vari modelli che ci sono in giro per l'Italia e abbiamo trovato una dimensione esatta per quello che poteva essere il nostro posto, ecco. Quindi abbiamo lavorato soprattutto sia sul teatro ma senza mai perdere d'occhio il cinema, quindi studiando il linguaggio sia cinematografico che teatrale e adesso anche ultimamente, negli ultimi anni, anche televisivo, per cui in realtà chi viene a scuola da noi va in onda in TV, realizza dei film, cortometraggi, videoclip, lungometraggi, documentari, studia cinema, quindi ci si trova poi alla Mostra del Cinema di Venezia quando c'è, una volta all'anno e praticamente si rimane sempre nell'ambiente, quindi dalla scrittura fino alla realizzazione del film, al DCP finale. Ecco. La scuola quindi è una sorta di hub dalla quale partono una serie di opportunità. Sì. Tra le quali quella anche cinematografica di Heartbeat. Esatto. Allora, prima di arrivare a parlare con il regista di questa pellicola, diamo la linea alla regia per il trailer di lancio. Vediamo un po'. Nessuno potrà prendere il posto di Gabriele nella tua vita. Ti devo chiedere scusa, ma no. Quando non si muore, si ritorna più forti di prima, soprattutto dopo che ho conosciuto Alessandro. Sono rinata. Siamo proprio un bel trio. Cinzia è diventata buddista, Ginevra che prega il suo Dio perché non crede possibile tutto questo male, e io che bestemmierei tutti gli dèi e pure i loro santi. Vai, si vola! Non respira, è incosciente. La ragazza aveva solo 17 anni ed era ubriaca anche lei. Però almeno lei non guidava, cazzo. Le mie notti erano occupate dallo stesso gatto nero, lo stesso incubo, luoghi che conoscevo, ho déjà vu, Laura! l'ossessivo canto delle cicale, lo stesso sogno, le stesse ansie. Che parla anche troppo e non sente. Se cerca una mano, la mano. Non ce le siamo mai dette queste cose, ma non è mai troppo tardi. Stasera Ginevra ha invitato da noi a Mike. Guardi, la saluto. Allora, a completare le informative iniziali, il film è tratto da un libro di un'autrice polesana. Di un'autrice polesana, ecco, questa è un'altra cosa che fa la scuola, come abbiamo studiato tutta la storia del cinema polesano, quindi noi abbiamo impiegato anni proprio a fare uno studio sul Polesine da un punto di vista sia cinematografico e leggiamo anche spesso romanzi di autori polesani, poi li trasformiamo in film. Quindi questa, tra l'altro, è una ragazza giovane, perché quando iniziò a scrivere il libro aveva 15 anni, l'ha scritto tra i 15 e i 17 anni, si chiama Valentina Sgarbi, il libro si intitola Domani sarà un'altra possibilità e
E la cosa che mi interessava era proprio quello di far uscire i giovani, le idee dei giovani che spesso non hanno molto spazio, ecco, nei film a grande distribuzione, diciamo. Per cui lavorare su un libro scritto da una ragazza così giovane diventava Una bella sfida. Una bella sfida, ecco, esatto. A proposito di distribuzione, Sì. devo dire, non è la prima volta che ho l'opportunità di ospitare registi o attori impegnati in produzioni venete, definiamole così. Però poi è difficile andarle a vedere. Sì. Nel caso dove può visionare uno Heartbeat? Allora, Heartbeat adesso inizierà un percorso attraverso una serie di cinema tra la provincia di Ferrara e il Veneto. E quindi adesso iniziamo il 14 di novembre al Cinecolone a Rovigo. E poi piano piano troveremo delle altre date nel giro di 3-4 mesi. Dopodiché il film avrà una vita che ovviamente noi siamo come i frati, cioè, certo. andiamo, bussiamo ai conventi, bussiamo al cinema e cerchiamo di essere ospitati. Poi è chiaro che sfrutteremo molto anche quelle rassegne d'essè dove ci sono film tipo il nostro, ecco, film poco conosciuti, dove la gente non è attirata a vedere. Però grazie a voi e altre persone che ci stanno per esempio promuovendo in questo momento, magari qualcuno Certo. ha voglia di andare a vedere un qualche cosa di diverso da quello che è. Mi piace il riferimento coi frati, ma per capire, Sì. è lei un suo aiutante che va veramente a bussare alla porta dei cinema dicendo: sentite, noi abbiamo prodotto questo film, Assolutamente sì. ce lo fate vedere? Sì, bussiamo, chiediamo, ringraziamo se ci ascoltano, se poi invece ci chiedono troppi soldi ringraziamo e usciamo, ringraziamo il dottore e andiamo avanti. Insomma, ecco. Cioè il gestore del cinema chiede Sì. a voi un feed d'ingresso, non so come funzioni questo mercato. Allora, mediamente funziona a percentuale, cioè Ok. bisogna raggiungere un minimo fino a un minimo ovviamente è una perdita. Sopra questo minimo, che non è un numero altissimo di spettatori, ci sono delle percentuali che si stabiliscono con colui che ha il cinema. Poi invece ci sono dei cinema che invece ti chiedono dei soldi. Uno addirittura mi ha chiesto, allora aveva 90 posti, perché io cerco i cinema poi soprattutto No, certo, ok. con pochi posti, con 90 posti mi fa, ma guarda, a me basta che mi paghi i 100 posti a 11 euro, poi tutti i soldi in più, magari metti il biglietto a 14 euro, sì, ma dico non ci viene nessuno a 14 euro A ci vedere picchia. il film. Sì, questa era in una città grossa però. Ovviamente le sale che voi cercate di frequentare non sono quelle da blockbuster, No. sono appunto Anche cinema d'essè, quelli Sì, che... anche se i nostri film molte volte hanno fatto per esempio a Rovigo, quando c'era Cinergia, prima che si bruciasse, uscivano lì, le prime le facevamo lì e facevano 3-4 sere piene, insomma, con sold out, quindi. Però è chiaro che lì c'è tutte le persone che ci hanno lavorato, le famiglie, gli amici, insomma, si gioca un po' in casa, ecco. No, d'accordo. Si parte da lì, in ogni caso, per poi, insomma, chiaramente espandersi e poi arrivare alla rete, che anche la rete dà le sue soddisfazioni. Rete in questo caso, parliamo di internet, Sì, web. di internet, sì. Dove è stato girato il film? Il film è stato girato in provincia di Rovigo per buona parte, quindi è ambientato a Fiesso Umbertiano, anche se alcune parti di Fiesso poi le abbiamo ricostruite a Rovigo. Poi è stato girato invece sul lago di Garda, nel territorio di Malcesine, a Cassone per la precisione, dove c'è il fiume più piccolo del mondo, che è la Ril, di 175 metri, infatti noi lo mostriamo dalla sorgente alla sorpresa, non lo foce. sapevo. Sì, è 175 metri, proprio nasce e poi sfocia nel lago di Garda. Quindi l'abbiamo girato in quella zona lì, un piccolo paesino molto, molto particolare, e poi l'abbiamo girato in zona di Madonna del Campiglio, alcune riprese. Questo è un po' il. E questa è quella che possiamo definire una produzione indipendente? Assolutamente sì. Sì, questa è indipendente e anche tra l'altro una produzione che secondo me è quasi un fenomeno sociale, nel senso che chi partecipa non viene solo a fare la particina e va a casa, può seguire tutto l'andamento della produzione, dalla scrittura del film fino alla realizzazione del DCP, ecco, quindi fino proprio quindi tutto il percorso produttivo dall'idea, diciamo, dal soggetto fino al montaggio finale viene seguito. Questo cosa implica? Implica che uno capisce come viene fatto un film, conosce il linguaggio cinematografico e quindi
almeno diventa uno spettatore anche più consapevole. più consapevole di quello che va a vedere. Devo dire che mi ha conquistato, tant'è che mi sono accorto che un paio di minuti alla fine della trasmissione e non abbiamo ancora parlato della trama del film, perché mi sono stato affascinato dal contesto. Vediamo però due parole. La trama è molto semplice, una ragazza assiste a un incidente stradale a 12 anni e questo incidente le segnerà tutto il percorso della sua vita per vari corsi e ricorsi storici. Ah, beh, semplicissima. Cioè. È semplicissima, la trama ma come nella tradizione, diciamo, del cinema italiano, la trama non è così importante. In realtà uno non va al cinema per vedere cosa si racconta, ma come si racconta. Cioè, la storia di Cenerentola è stata raccontata in 1000 modi al cinema, però ogni modo è diverso. Quindi generalmente è importante proprio lo sviluppo, i flashback, le pieghe del personaggio, entrare proprio nel linguaggio cinematografico, sfruttare le immagini per raccontare qualcosa. Quindi una trama più è semplice e più ti dà la possibilità di fare cinema. Per concludere, a proposito di raccontare, voi, mi pare di aver inteso, raccontate anche il territorio, raccontate anche la società. Siccome non so anche qui come funzioni, ma non godete di contributi pubblici tipo film commission? Adesso vanno molto di moda, vedo i film aiutati dalle regioni proprio perché promuovono il territorio locale. Allora, l'aiuto della regione Dico regione per dire un altro ente, no? Sì, no, ma allora, no, noi non abbiamo questi aiuti, non li abbiamo ancora avuti, si potrebbero avere, però è chiaro che è un aiuto che viene dato generalmente a un'impresa che ha delle capacità economiche superiori alle nostre. Perché? Perché uno dice, sì, benissimo, io ti do, che ne so, 90.000 euro, però questo è il 2/3, mi devi dimostrare che spendi... È un po' come andare in banca, insomma. Esatto, è la stessa cosa. Per le spalle coperte. Sì, per cui noi cerchiamo di fare, adesso le attrezzature le abbiamo comprate, quindi sono nostre. Quindi noi realizziamo, ecco, abbiamo le spese vive che ci permettono mi pare che anche la qualità cinematografica ci sia almeno. C'è mestiere un po', un po' di mestiere, quello sì, ci vuole. Secondo me il mestiere è più importante della parte tecnologica anche. E quando parliamo di mestiere, non l'abbiamo citato, insomma, il nostro ospite ha un curriculum di tutto rispetto. Grazie a Ferdinando De Laurentiis, qua in veste di regista, ma ricordo, perché mi fa tanto piacere, direttore della scuola TPO, scuola di spettacolo, scuola comunale ad Occhiobello in provincia di Rovigo. Il film da andare a vedere è Heartbeat, il canto delle cicale, l'importante è trovarlo, mi pare di intendere. Si partirà da Rovigo, ma insomma poi a poco ci si allarga a macchia d'olio. Sì. Poi ci facciamo notare, facciamo chiasso un po'. Buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, a voi alla prossima.